con un paio di brani specifici. E vi presentiamo ora A Day in Space. A 40 anni esatti da quel famoso luglio 1969, ancora oggi possiamo affermare che viaggiare nello spazio è sempre stato per l'uomo una delle imprese più ambiziose, un'occasione per scoprire nuovi orizzonti, esplorare la Luna, i pianeti e le stelle. Con un tonante scoppio di fiamma color arancio che solleva il raso da terra e lo lancia nello spazio, si apre l'atmosfera di A Day in Space, un giorno nello spazio. Questo brano vuole rappresentare le diverse fasi di una missione spaziale, ovvero l'eccitazione iniziale dei preparativi, il lancio dello shuttle, l'orbitare attorno alla Terra, alla Luna o ad un pianeta, la passeggiata di esplorazione e per concludere la festa di rientro sulla Terra a missione compiuta. Con questo brano composto da James Kurnow desideriamo farvi rivivere la magia di quelle storiche immagini televisive. A voi A Day in Space.